Buona domenica, buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Dopo mesi di siccità arriva la pioggia in diverse zone della Sicilia, temporali nel Palermitano e nella zona nord-occidentale dell'isola, stupore e ironia tra i social. Morto per un infarto, gli era stata diagnosticata una gastroenterite. Bufera sull'ospedale di Avola, presunto nuovo caso di malasanità dopo quelli di Patti e Partinico. Non c'è pace per la famiglia di Aldo Naro, il medico morto durante una lite nella discoteca Goa di Palermo. Il padre, generale dei carabinieri, spara a un pastore che lo aveva aggredito. Cenere dell'Etna, botta e risposta tra Schifani e Musumeci sullo stato d'emergenza. A Catania pronto il nuovo piano straordinario di spazzamento e raccolta. È morto Alain Delon, indimenticabile interprete del siciliano Tancredi nel Gattopardo di Visconti con Burt Lancaster e Claudia Cardinale. Il leggendario attore francese aveva 88 anni. Calcio, Coppa Italia di Serie C, il Trapani batte il Monopoli e passa il turno. Adesso attende la vincente del match fra Catania e Crotone. Ancora buonasera, bramata per settimane, finalmente è arrivata. Stiamo parlando della pioggia, temporali a macchie di leopardo da Palermo a Catania, da Enna a Messina, dare ossigeno ai siciliani da mesi, stretti nella morsa del caldo e della drammatica crisi idrica. E sui social la notizia corre velocissima. Orazio Longo. Amici, incredibile, c'è il diluvio universale a Enna Bassa, guardate, tuoni, lampi, finalmente piove. Eccolo Sasà Salvaggio mentre abbraccia la pioggia da Enna Bassa. Sì, che ne abbiamo bisogno contro la siccità, sì. Però magari esagerato. Qui invece siamo a Palermo. Lo scroscio d'acqua è robusto e fragoroso. Insomma, piove, la notizia corre sui social, guarda come piove, facile refrain da citare assieme a Modugno che cantava piove piove sul nostro amore. E non ci sarebbe clamore se non fosse che ci ritroviamo al culmine di una crisi idrica senza precedenti che ha colpito drammaticamente gli agricoltori siciliani e le città in un'estate afosa che non ha concesso tregue. Non che tutto sia colpa del clima, si intende, l'abbiamo più volte detto. Ma adesso piove ed è già qualcosa. A Fiumefreddo, a Giarre e a Mascari, nel Catanese, sono arrivate decine di segnalazioni di allagamenti nella zona di Fondachello. A riposto e a lingua glossa sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania. Momenti di panico improvvisi e allarmanti richieste d'aiuto, poi è tornato il sole. Le previsioni dicono che la giornata di domani trascorrerà con piogge e temporali su tutte le regioni peninsulari, allerta gialla anche sulla Sicilia tirrenica, per il resto più soleggiato e asciutto. E intanto continua il controesodo, ma anche l'arrivo dei vacanzieri post-Ferragosto. Oltre un'ora in media i tempi d'attesa ai traghetti, piano straordinario di Caronte in Tourist con 8 navi in servizio e 4 unità schierate da Blue Ferries. Traffico intenso ma scorrevole anche su A18 e A20 con qualche coda alle barriere di Messina Sud, Tremestieri, San Gregorio e Villafranca. Dopo Patti e Partinico, un nuovo presunto caso di malasanità in Sicilia che si aggiunge agli episodi degli ultimi giorni. Stiamo parlando del caso di Avola, nel Siracusano, dove un uomo va in ospedale per un malore, gli diagnosticano una gastroenterite, ma invece era un infarto per lui. Non c'è stato nulla da fare, il servizio di Emanuela Corsi. Un nuovo presunto caso di malasanità si aggiunge alla lista degli episodi avvenuti negli ultimi giorni in Sicilia. Questa volta siamo ad Avola, nel Siracusano, dove un uomo di 53 anni, colto da malore, è stato portato in ospedale. I medici gli avrebbero diagnosticato problemi intestinali anziché un infarto e sarebbe deceduto dopo poche ore dalle dimissioni. A rendere noto l'episodio oggi è il quotidiano La Sicilia. I fatti risalgono alla vigilia di Ferragosto, quando l'uomo avrebbe iniziato ad accusare dolori al collo e all'addome, sudorazione e formicolio agli arti inferiori. Dopo essere stato visitato al pronto soccorso dell'ospedale di Maria, è tornato a casa, ma i sintomi non sarebbero scomparsi, anzi sarebbero peggiorati. Per i medici di turno in ospedale si trattava di una gastroenterite, tanto che gli hanno somministrato un farmaco per tamponare il vomito. Tornato a casa però l'uomo ha continuato ad accusare dolori al torace e alle spalle con conati di vomito e fatica nella respirazione, fino a quando non si è accasciato a terra privo di vita. I familiari hanno subito sporto denuncia ai carabinieri e la
procura di Siracusa ha aperto un fascicolo. Nei giorni scorsi altri 2 sospetti casi di malasanità sono accaduti a Patti, dove una donna è deceduta in ospedale dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso, e a Partinico, dove un'altra donna è morta nel nosocomio. Secondo il marito, le sarebbe stato somministrato un farmaco a cui era allergica. Stavolta è un finto avvocato. Continuano i raggiri nei confronti degli anziani. A Palermo un uomo ha chiamato un'anziana dicendo che la figlia aveva avuto un grave incidente. Servivano subito dei soldi per evitare il carcere. La vittima della truffa, una donna che, temendo conseguenze appunto per la figlia, ha consegnato al truffatore 2.000 euro prelevati da un bancomat in via Oreto e poi alcuni gioielli. I carabinieri hanno raccolto la denuncia e avviato subito le indagini. È finito con 2 feriti, un diverbio per uno sconfinamento di un gregge all'interno di un terreno coltivato ad ulivi nel Nisseno. Uno dei 2 feriti è al tempo stesso protagonista della vicenda, è il generale Rosario Naro, il padre del giovane medico Aldo Naro, rimasto vittima di un'aggressione mortale davanti alla discoteca Goa di Palermo 9 anni fa. Manlio Viola. Non c'è pace per la famiglia Naro, balzata agli onori delle cronache dopo una tragedia che risale a 9 anni fa, che rappresentò l'inizio della lunga e mai interrotta recrudescenza della violenza di strada a Palermo. L'ultima vicenda riguardante la famiglia è una lite fra il generale Rosario Naro e un pastore nisseno. Secondo quanto scrive l'agenzia di stampa ANSA, i 2 sarebbero entrati in conflitto dopo l'ennesimo sconfinamento del gregge del pastore entrato nel terreno del generale Naro. Gli animali, secondo il proprietario del terreno, avrebbero rovinato le piante di ulivo. Per questo sarebbe scoppiata la lite fra il generale proprietario, che già altre volte aveva rimproverato il pastore per questi sconfinamenti, e il proprietario delle pecore. Una lite al culmine della quale il pastore avrebbe colpito il generale alla testa con un bastone. Questi avrebbe reagito sparandogli a una gamba. Entrambi sono dunque finiti in ospedale con ferite di varia gravità, ma nessuno in pericolo di vita. Il generale è proprio il padre di Aldo Naro, il giovane neolaureato in medicina rimasto ucciso al culmine di una rissa in discoteca a Palermo il 14 febbraio del 2015. Per quella violenta aggressione avvenuta davanti alla discoteca Goa sono già state pronunciate alcune condanne nei confronti di un buttafuori in particolare, ma ci sono ancora posizioni penali aperte. Una perizia dello scorso mese di marzo ha ribaltato il risultato del primo processo, stabilendo che è impossibile che il colpo mortale sia stato soltanto uno, come ipotizzato nella prima sentenza. Ora, a distanza di 9 anni, questa nuova vicenda sulla quale indagano i poliziotti della scuola mobile di Caltanissetta. Gli agenti della polizia sono intervenuti la scorsa notte per sedare una rissa tra una ventina di giovani alla Vucciria in piazza Caracciolo a Palermo. I poliziotti sono riusciti a fermare la violenza e a disperdere i ragazzi e ad evitare dunque ben più gravi conseguenze. Sono in corso le indagini per individuare tutti i partecipanti all'aggressione. Nel corso dei controlli invece sono stati multati 4 pub. Adesso ci occupiamo della Cenere su Cenere, perché c'è stato un botta e risposta tra il presidente della regione Renato Schifani e il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, entrambi siciliani, sullo stato d'emergenza. A Catania invece spazzatrici in azione per rimuovere la sabbia vulcanica e nelle prossime ore scatterà un nuovo piano straordinario di spazzamento. Tonino De Mana. La regione, per bocca del governatore Schifani, lancia il suo grido d'allarme e chiede lo stato d'emergenza per la Cenere dell'Etna. D'altro canto il ministro alla protezione civile Nello Musumeci, che sul quotidiano La Sicilia parla di evento fisiologico ma non di emergenza, ipotizzando una gestione sovracomunale per raccolta, conferimento ma anche riutilizzo della sabbia vulcanica. Visioni contrapposte ma che sicuramente necessitano di azioni urgenti e concrete, visto che le eruzioni dell'Etna sono ormai frequenti. Cenere su Cenere che le amministrazioni locali faticano a gestire, con enormi disagi, pesanti danni all'economia ma anche alla salute dei cittadini. Chiediamo a Roma di intervenire, tuona Schifani, perché con fondi regionali e i mezzi a disposizione dei comuni occorrerebbe oltre un mese per eliminare il materiale vulcanico. Occorre, ha detto, un'azione urgente e straordinaria, e nelle prossime ore fino al 24 agosto a Catania scatta il piano straordinario di spazzamento per ripulire la città duramente colpita dall'eruzione di Ferragosto. Spazzatrici che erano comunque entrate subito in azione per liberare il centro storico anche in vista delle celebrazioni per Sant'Agata d'estate. Capitolo porta a porta, Gema comunica che la raccolta dei sacchetti di Cenere avverrà il 21 e 28 agosto, il 4 e l'11 settembre.
Adesso la crisi idrica, adesso scaricabarile di responsabilità, l'ufficio speciale per l'emergenza fa arrivare l'acqua alle colture di qualità, ma i rubinetti restano a secco in un intero quartiere di Agrigento. Intanto il guasto al campo di Favara di Burgio è rimasto, anzi è stato riparato. Il servizio è di Maglioiolo. È stato riparato in tempi record il guasto al campo pozzi di Favara di Burgio che aveva ridotto la capacità idrica dell'acquedotto del Voltano, facendo scoppiare la guerra dell'acqua nell'Agrigentino, uno dei territori maggiormente colpiti dalla siccità severa che ha messo in ginocchio un po' tutta la regione. Non basta infatti l'irrigazione d'emergenza avviata ieri dall'ufficio speciale istituito dalla Protezione Civile regionale su indicazione del presidente Schifani. L'acqua arriva per salvare le colture DOP e IGP, ovvero la pesca di bivona, l'arancia di Ribera, ma non basta per tutte le altre colture, per così dire, ordinarie del comprensorio, e soprattutto non risolve i problemi della distribuzione nelle case. C'è un intero quartiere di Agrigento, Fontanelle, in grande difficoltà. In una situazione già complessa con l'acqua a singhiozzo, il guasto aveva peggiorato tutto. I tecnici di Sicilacque sono intervenuti per sostituire una elettropompa del campo pozzi Favara di Burgio e l'intervento si è concluso in 1 giorno e mezzo rispetto ai 3 giorni previsti. Ma a Fontanelle la distribuzione era difficile anche prima e così il guasto è stata la scusa per far scattare lo scaricabarile. AICA, il gestore locale, accusa Sicilacque di aver fornito il prezioso liquido da una presa troppo bassa rispetto ai serbatoi e per questo l'acqua non arriva, e di aver installato autonomamente, poi annuncia, altri impianti di sollevamento. Nel mezzo del rimbalzo di responsabilità restano i cittadini senza acqua, anche se da stasera o massimo da domani la situazione dovrebbe già migliorare almeno un po'. Dal ring al ponte sullo stretto. La pugile italiana Angela Carini, che è diventata famosa alle scorse Olimpiadi per essersi ritirata durante l'incontro con l'algerina Imane Khelif, a sorpresa è diventata testimonial di uno spot di WeBuild, la società che costruirà il ponte sullo stretto, e sui social non manca l'ironia. Il servizio. Ora caschetto rosso in testa e tra le testimonial arruolate da WeBuild per il ponte sullo stretto. Stiamo parlando di Angela Carini, la pugile italiana protagonista dell'incontro delle polemiche che ha accompagnato le ultime Olimpiadi. La pugile azzurra appare nei video promozionali della campagna intitolata WeBuild per lo sport, costruire un sogno, storie di campionesse. Alla 25enne napoletana è stato affidato il compito di rappresentare l'audacia, la perseveranza, la resilienza, la tenacia e la passione. L'avversario più difficile? Vincere te stessa. Il video però sarebbe stato realizzato prima della popolarità della pugile ottenuta ai Giochi Olimpici e sui social scatta subito l'ironia. Se il famigerato ponte che dovrebbe realizzare WeBuild avrà la stessa resistenza della Carini, siamo in una botte di ferro, commenta un utente. Qualcun altro spera invece che anche il ponte non crolli dopo 46 secondi. Adesso la notizia che ha fatto il giro del mondo: oggi è morto Alain Delon, grande volto del cinema internazionale, aveva 88 anni ed è stato stroncato da una malattia. Il Gattopardo interpretò il Tancredi, innamorato della Sicilia, poi di ritorno su quel set 50 anni dopo dalle riprese. Non è stato certamente dimenticato. Il servizio di Francesco Aloi. È un giorno triste per il mondo del cinema che perde il grande Alain Delon. Francese, 88 anni, era innamorato dell'Italia e naturalmente della nostra Sicilia. Qui dove ha vestito i panni di Tancredi Falconei, nipote del principe di Salina, nel Gattopardo di Luchino Visconti. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. In queste immagini vediamo il suo ritorno a Palazzo Gangi, Palermo, 54 anni dopo il Ciak. Una lunga carriera con alternanza tra cinema d'autore e cinema commerciale, amato ma anche premiato, come nel 95, quando a Berlino riceve l'Orso d'Oro, o nel 2019, quando a Cannes gli viene conferita la Palma d'Oro. Poi la malattia che da qualche anno lo ha fermato, portandolo adesso alla morte. Un ultimo viaggio a cui lui pensava già. So che devo partire, più tardi sarà il meglio. Partirò comunque, questa è l'unica sicurezza che abbiamo. Adesso musica, Renga e Neck hanno infiammato il Teatro di Verdura a Palermo, tutti in piedi per ballare i grandi successi in una scaletta eccezionale. Il servizio.
Un sabato sera di caldo ma anche di musica a Palermo. Neck e Renga con la loro adrenalina infiammano il teatro di Verdura. Palermo forte con noi. Angelo, prenditi cura. Cellulari alla mano e tanta voglia di divertirsi, cantando e ballando. Amici da anni ed anni, poi l'idea di far convogliare i loro feeling in un duo. Così tutta la loro energia la sprigionano sul palco, facendo un medley dei loro più grandi successi. Loro si definiscono una boy band in età adulta. Allo scorso Sanremo sono arrivati quintultimi, ma la loro musica va oltre ogni classifica. Il podio è sempre il loro. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi lo sport. Ancora buonasera nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio, successo per 2-0 ieri sera del Trapani allo stadio provinciale contro il Monopoli, Granata si qualificano agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Dal mercato intanto in arrivo Merola e Balietti, il servizio di Sergio Colosi. Qualificazione agli ottavi e Merola in arrivo. Il Trapani vola in Coppa Italia di Serie C e sul mercato si assicura il talento di Davide Merola, battendo in volata la concorrenza del Catania e iscrivendosi tra le favorite per la promozione in B. Al provinciale davanti a quasi 4.000 spettatori, i Granata dopo la Cavese superano 2-0 il Monopoli. Il tecnico Torrisi schiera il capitano Sabatino in difesa a sinistra. Dall'inizio nel tridente c'è Lescano con Canutè e Fall. Trapani determinato e in crescita rispetto alla prima uscita di Coppa. Lescano ci prova in un paio di occasioni, ma il vantaggio al minuto 42 di Karic, che di piatto supera Vitale. La gara diventa più vivace, il Monopoli reagisce e Seculin salva. Dalla parte opposta Lescano colpisce la parte interna della traversa. Prove generali del raddoppio che si concretizza al 57esimo, con un diagonale chirurgico di Canutè, già decisivo contro la Cavese. All'entusiasmo del campo si aggiunge quello di un mercato stellare. Merola firmerà un contratto pluriennale e ritrova Lescano, suo compagno a Pescara, con Zeman in panchina, 28 gol e 12 assist per i due attaccanti. In arrivo anche il terzino destro Balietti dal Genoa, in uscita il trequartista Balla. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata.